Invito ora un rappresentante del Comitato per la difesa dei servizi sociosanitari del Veneto orientale. Io dovrei dire che questo comitato, nato per promuovere la partecipazione dei cittadini, se avesse altre due piazze, a Jesolo e a San Donà, così potremmo andare a riposarci. Questo è il segno che la comunità sente che questo è un bene da difendere, che è suo, ne ha il diritto e moralmente il dovere. Quindi io ringrazio tutti, veramente siete bellissimi. Non aggiungo nulla di tecnico sulle questioni perché è già stato detto tutto. Noi concordiamo quasi perfettamente con il verbale letto dal Presidente del Consiglio, perché ci ritroviamo perfettamente. Come anche nella passionale intervento del responsabile SPI, che ha messo l'accento proprio sulle questioni della mobilitazione a difesa di questo bene. Quello che posso aggiungere è un qualcosina di diverso in più, che riguarda proprio la necessità di diventare competenti in questa maniera, cioè di non difenderla in modo generico. La prima cosa è già stata detta ed è quella dell'ospedale unico. Non siamo affatto convinti, né ce l'hanno dimostrato, che è la cosa migliore che si può fare. Allora io adesso vi dico altre due cose. Una concerne la prevenzione, che ormai veramente la Cenerentola per tutti, per lo Stato e per le regioni e per le ASL. E vi faccio un esempio di oggi concreto. Ebola. È un pericolo per noi lontano, ma guardate che se non si fa, e si è fatto molto poco, quello che si deve fare a livello mondiale, europeo e nazionale, sarà un problema, potrebbe essere anche nostro. E sapete perché? Perché i vaccini costano, la ricerca per costruirli costa, e nessuna ditta privata investe capitali di quel peso se non prevede un guadagno, assolutamente. Quindi non è che l'AIDS, Ebola e altri virus non si possano sconfiggere, non ci vuole impegnare capitale, ed è evidente che il capitale privato non lo fa, ma quello pubblico, se la salute è un bene. L'altro esempio di non farci ingannare da slogan facili e da mantra tipo ospedale unico, come se fosse il nome stesso rappresentasse la soluzione eccellente. C'è un mantra anche del territorio di cui nessuno parla e di cui bisogna stare molto attenti e vigili, ed è quello di H24. 24 non è un numero magico che risolverà tutti i vostri problemi di primo intervento, di veramente livello primario delle cure. Bisogna andare a vedere cosa vogliono fare con queste medicine di gruppo integrate, come sono, che reali possibilità hanno di essere messe in piedi, e se poi non sono la solita variazione di etichetta, anziché un approfondimento di come effettivamente si fa quel ruolo, cioè la prima e completa e globale, secondo la riforma, presa in carico del cittadino. Voi appartenete al vostro medico di base. Pensate solo a questo. Grazie.